Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo del video, oggi parleremo un po' dei falsi profeti, perché di questi periodi se ne legge di più di più di tutto sul web e nei social. Si sente proprio un carnevalone di profezie e il vostro Marietto deve scendere in campo per forza. Parlando con la Hilde abbiamo detto qui bisogna mettere un pochino le cose sotto la lente, ma prima di fare questo il vostro Marietto lo sapete che vi invita calorosamente a iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e chiaramente anche in Telegram, dove alle 20:30 il Marietto Veneziano, Ildegarda e coadiuvati con la Minas tengono un percorso esoterico gratuito. Mi raccomando, è aperta tutta la porta è aperta a tutti, siete tutti calorosamente invitati, e se vi scappa un super like il vostro Marietto è sempre ben felice di essere supportato. Bene cari amici, parliamo un po' di questi avvenimenti che stanno in un certo senso impegnando il popolo italiano duramente. Noi non siamo stati abituati negli ultimi 60 anni, 70 anni a questi tipi di situazioni, e quindi chiaramente alcuni, soprattutto quelli del ceto medio, che erano un pochettino su due guanciali, non abituati a stringere un po' la cinghia di qua e di là, adesso si trovano spiazzati. Molti non prendono neanche la melatonina, quindi vi ricordo il Marietto Veneziano ha messo un circuito di Ruggero Moretto nei varie pillole e ha spiegato come si usa. È importantissimo che lo possiate usare, prima di tutto perché è gratuito, e ringrazio ancora Ruggero Moretto di aver fatto questo dono all'umanità nel 2005, l'ha regalato praticamente a tutti, e vi consiglio di usare questo circuito. Le spiegazioni sono chiaramente nel canale del vostro Marietto Veneziano, però ritorniamo un po' a questo concetto. Il concetto è molto semplice: noi siamo un po' sotto pressione, vediamo il ceto medio che non era abituato a questi avvenimenti, quindi molti chiaramente sono un po' mollicci in questa direzione, non sanno magari che esiste anche l'esoterismo e la magia, e quindi essendo materialisti e vedendo che gli hanno tolto la sedia da sotto il fondoschiena magari traballano un po', ma il vostro Marietto vi dice che non dovete aver paura. Certamente, ve l'ho detto, fino al 2029 ci sarà qualche montagna russa, qualche botto di fuoco d'artificio, non ce lo faremo mancare perché noi non ci mancherà mai niente, però diciamo che il vostro Marietto vede per lo stivale che ne uscirà bene, non con le ossa rotte come altri stati. Chiaramente questi segnali di militari che girano per l'Europa in nostro aiuto dagli Stati Uniti è un buon segnale. Io sono dell'idea che il governo italiano sta facendo un buonissimo lavoro di politica, cioè praticamente un colpo al secchio, un colpo alla botte. Ci ha fatto capire benissimo agli altri che se vogliamo cambiamo bandiera in 448 facendo arrivare qua i russi. E quindi questo è stato un segnale forte anche per chi ha creato questa situazione con questo virus, no? Questa porcheria qui che in fondo ha destabilizzato l'economia. Penso che sarà dura uscirne, però i nostri quadri medi, come detto, sono un po' provati, ma sono sicuro che avranno le forze per poter in un certo senso risaltare in sella. Però sono questi falsi profeti in giro che girano per il web, incominciano a dire ecco adesso gli Stati Uniti sta facendo una guerra intestina, e tante favole del genere, classico, come si suol dire, pifferaio magico tipo 2012, no? Allora nel 2012 che c'era, si ricorderà che c'era una sfilza di profeti che dicevano qui cambierà tutto, qui di qua e qui di là. Effettivamente in Siria qualcosa è successo e non è venuto giù il quinto, come si dice, il quinto livello, come lo chiamano, il quinto piano vibrazionale, come lo chiamano poi ogni giullare di corte, è un mistero, però è successo qualcosa di pesante in Siria. Noi in fondo possiamo ringraziare il popolo siriano se in Europa non è successo ancora niente, però chiaramente in futuro la cosa si potrebbe spostare e entro il 2029 avremo questi colpetti un pochettino fuochi d'artificio. Prevedo che l'Italia ce la farà, come vi ho detto. Non dovete dare ascolto a questi pifferai magici, profeti che per fare like e visualizzazione sparano in tutti i colori, che sembra un carnevale di Venezia.
Però è chiaro che dobbiamo sempre stare attenti e attivare le nostre protezioni radioniche, che vi ripeto il vostro Marietto ha messo già da 5 anni in modo gratuito nel sito ilcapitano.altavista.org. Vi ripeto ancora di scaricare l'ebook del capitano, scusate, dell'avvocato Ceratini, e se avete qualche amico che è nelle forze dell'ordine o nell'esercito, mettetelo sotto queste protezioni, perché loro saranno messi a dura prova nei prossimi anni e devono avere il supporto di tutta la popolazione. Qui non siamo più nel periodo degli anni 68 che dovevamo dividere la ricchezza, qui siamo in un periodo in cui dobbiamo unirci tutti e cercare di fare ognuno la nostra parte, ognuno con le proprie forze, energie e conoscenze. Chiaramente, se voi seguite il canale del vostro Marietto Veneziano, sapete che avete questi ebook da scaricare, stampare e attivare, e vi ripeto, cercate di mettere dentro qualche nome di qualche dipendente delle forze pubbliche, qualche carabiniere, qualcuno insomma che possiate aiutare anche senza strombazzare a destra e a sinistra. Basta che mettete dentro il loro nome in queste protezioni e questo sarà già di buon auspicio per tutti, no? Quindi state lontano da questi siti, da questi video promozionali di profeti di sventura. Noi ce la faremo, sono sicuro che abbiamo uno dei migliori governi che il pianeta ha in questo momento. Chiaramente è uno slalomista, cerca di un colpo di qua, un colpo di là, però col duro attacco che ha avuto l'Italia in questi ultimi mesi ce la stiamo cavando alla grande e con rispetto. Detto questo, il vostro Marietto vi invita a seguire sempre il De Garda, Marietto Veneziano, di scaricare gli ebook gratuiti del sito capitano.altavista.org e di venire nel nostro gruppo di Telegram. Al lunedì sera abbiamo la riunione dove possiamo studiare con il De Garda e Marietto Veneziano e Miras un percorso esoterico, e vi invita anche al mercoledì sera alle 20:30 col vostro Marietto, coadiuvato del De Garda, in una doppietta online gratuita dalle 20:30 alle 21. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!